Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Dobar dan vsem prisotnim in dobrodošli na to novinarsko konferenco, kjer bomo predstavili peto izvedbo festivala Malvasie e Tristano. Allora, perché abbiamo scelto Muggia nel lontano? Sì, ormai perché stiamo gli anni Corno 2019. Sì, poi abbiamo saltato una volta per Covid, ma perché abbiamo scelto Muggia? Per due motivi, grosso modo. Muggia si trova al centro fra le due macro aree, diciamo così, che compongono questo nostro territorio, cioè l'Istria da una parte e il Carso dall'altra parte. Muggia è proprio in mezzo, se vogliamo così, un po' simbolicamente rappresenta questa porta d'entrata o d'uscita, che dir si voglia. Zakaj smo zbrali milje iz dveh razlogov. Prvič, ker nekako dobimo milje v središču teh dveh makroobmočij, in sicer Kras na eni strani in Istro na drugi strani, tako da predstavlja nekako ta simbolično vez med enim in drugim območjem, ki caratterizzata našo okolico. Invece l'altro motivo per cui abbiamo scelto Muggia è perché annualmente a Trieste organizziamo 3 grandi festival enogastronomici. A Duino, Mare Vitosca, in centro città a Trieste, Terranum e Vini Rossi del Carso, e mancava qualcosa. Allora, anche su invito del vostro Bruno Renardon, l'idea è poi caduta su Muggia e non poteva essere a Muggia festival dedicato da Malvasie. Ecco, questa è un'altra cosa per quale abbiamo scelto, e ad ora direi che la scelta è stata azzeccatissima, Muggia. Drugi razlog, zaradi katerega smo zbrali milje, je, ker kot dobro veste, imamo letno prirejamo 3 velike festivale. Prvi se dogaja, oziroma eden se dogaja v Devinu, na gradu Devin, posvečen Vitovski, drugi v Trstu, posvečen Terranom in Froškom, Terranom in Rdeča vina krasa. Manjka še en del, in ta zadnji del, ki je posvečen Malvasiji, smo zbrali ravno milje, kar tako nekako zaokrožimo celotno območje. Sindaco Polidori, parola a lei per un saluto, per una riflessione, Grazie. Intanto mi è piaciuta tantissimo questa centralità di Muggia, perché di solito guardando la cartina dice che Muggia fa venire in mente l'ultima in fondo a destra, no? Perché in effetti siamo ancora più a destra guardando l'Italia, ma evidentemente le prospettive possono essere diverse, quindi il fatto che sia centrale tra Muggia e Carso, anche tra l'Istria e Carso, che è anche una bellissima idea, rende quello che può essere la potenzialità di questo territorio. E quindi vi ringrazio ovviamente per questa nuova edizione. Io spero che diventi tradizione, perché la tradizione diventa dopo qualche anno. Siamo già al 5º anno, al di là del Covid, ma penso che si stia consolidando, e penso che l'apprezzamento, visto anche lo scorso anno, sia anche come cornice, che è abbastanza spettacolare, se vogliamo, nel Porto San Rocco. Penso che abbia soddisfatto tutti i produttori, ma anche tutte le persone che sono venute ad assaggiare e a conoscere i prodotti del nostro territorio. E questa è sempre una cosa fondamentale, il fatto che ci si adoperi insieme per promuovere questo territorio che ha tantissime qualità, tantissime cose da dire, e quindi il fatto di promuovere con un flusso di turisti che bene o male è sempre più elevato e che quindi sempre più apprezza ogni volta che viene a vedere Muggia. Sono tanti che magari, ecco, l'altra settimana per esempio ho portato degli amici di Torino per le Calli, erano venuti 40 anni che venivano a Muggia, ma per le Calli non erano mai passati. Ecco, questi angoli nascosti hanno detto che gli hanno riservato delle emozioni veramente profonde, e quindi
da questo punto di vista il fatto di andare sempre di più a far conoscere il nostro territorio è la mossa vincente per questa edizione e anche per le prossime. Metto già le mani avanti così vi obbligo e vi lego in qualche modo a questo patto così non scritto. Bene, grazie, io speriamo che questa edizione sia ancora meglio della precedente, per cui buon lavoro a tutti e grazie comunque agli organizzatori e a quello che state facendo e quello che avete fatto. Grazie. Grazie Sindaco. Prima di dare la parola al vice sindaco del Conte, vi voglio presentare velocemente il manifesto di quest'anno, creato da Paolo Pros, che è la persona che collabora con noi da diversi anni, il grafico che collabora con noi da diversi anni. Se vedete le bottiglie, cosa notate al centro della bottiglia? A cosa assomiglia? È dietro di voi, al Duomo di Muggia, se vedete. O l'altra cosa, l'altra finezza è le nuvole fatte al pane. Perché il pane lo spieghiamo un pelino più tardi. Predam besedo podžupanu Vilkonteju na hitro predstavim plakat letošnje izvedbe. Zamislil si ga je naš dolgoletni sodelavec, zunanji sodelavec Pavlo Prosen. Je vključil v steklenice obliko cerkve, ki stoji za nami, pa tudi oblake v obliki kruha. Zakaj oblake v obliki kruha, bomo malo kasneje. Ora la parola al vice sindaco Nicola Del Conte. Grazie a tutti, in particolare ovviamente grazie a Gael, grazie a David, Presidente, ma devo assolutamente ringraziare Roby e Iacomi per il grande lavoro che abbiamo svolto anche quest'anno. Veramente sono contento perché offriremo il prossimo venerdì una serata splendida come quella dell'Ertrani, in una cornice altrettanto bella, oserei dire quasi raffinata per certi versi, che fa provare al turista che arriva qua quell'esperienza che oggi tanto si ricerca. Un'esperienza fondata su un vino che unisce, un vino che è comune al Mediterraneo, si può dire ormai, quindi, e che unisce a Muggia, la Brda, il Coglio, l'Istria slovena, l'Istria croata. Quindi di nuovo Muggia diventa ponte, diventa un momento di unione di culture attorno al vino, che per me è cultura in sé. Il vino è tante cose, per me è anche cultura, per quello che ha il vino dentro. Il nostro territorio è splendidamente rappresentato dai nostri produttori, di cui siamo orgogliosi. E cosa dirvi? So che stanno andando molto bene le vendite online, 255 biglietti, ecco, che non è poco, che non è veramente poco, quindi siamo veramente contenti. Vi ringrazio ancora una volta, ci vediamo venerdì, ma ci vediamo anche dopo. Si sembra un po' minaccia questo, ma ci vediamo dopo, ci vediamo venerdì. Grazie Nicola. Abbiamo quest'anno registrato un altro piccolo record, così cresciamo di anno in anno. Abbiamo 43 vignaioli iscritti, un po' da tutte le zone che ha accennato poco fa, alle quali ha accennato poco fa il vice sindaco del Conte. E poi per il futuro invece farò un po' dare la parola a David, al presidente Pizziga, così anche lui ci spiegherà come si immagina lui per il futuro. 43 vignaioli e con dei 6 panifici. Dei panifici parlo un po' più tardi. Sui vini invece voglio dirvi che infatti 43 vignaioli e che si potranno assaggiare almeno il doppio delle Malvasie, perché tanti portano o più versioni o qualche annata proprio vecchia, e si potranno assaggiare tutte e farsi un'idea della complessità e della bellezza di questo territorio. Letos smo imamo rekordnih, vsaj za nas, rekordnih 43 vinarjev, 9 več kot lansko leto. Okay. Kaj si čakamo, kaj si želimo za naslednje leto, bo čez malo spregovoril predsednik Pizziga.
Za nas to je velik korak naprej. Zrušiti 43 vinarjev z tega našega območja, verjemite, da ni lahko, ni enostavno. In kar se tiče tega smo, bi rekel, vsaj mislim, da smo ponosni. Bene David, dimmi, presentaci la tua Malvasia in Porto, così. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Grazie Robi, hvala Robi, pozdrav vsem, bom šel naprej v italijanščini, da bom krajši. Grazie vice sindaco, grazie sindaco Polidori. Noi amministratori condividiamo tutti le stesse mission, che sono quelle di creare un mondo migliore per i nostri figli, cioè dare loro un pezzo di pane migliore magari di quello che avevamo noi. E questa è una cosa che caratterizza il GAL, perché la promozione serve ai nostri produttori per poter vendere di più e a un prezzo anche magari più alto, e il nostro evento serve per far capire alle persone la qualità e il lavoro che si cela dietro questo magnifico vino. Abbiamo parlato quindi dei giovani, ma la centralità di Moggia. Moggia è centrale tra Carso e Istria, è la porta dell'Istria, quindi è molto importante, e quando ci riferiamo all'Istria ci riferiamo a una sola Istria ormai, quindi Moggia diventa quella capitale dell'Istria, che no? È un spartiacque. Ieri eravamo a Morupino con le città del vino e il parroco che ci ospitava sulla rocca, perché è casa sua, no? C'è la chiesa eccetera, a un certo punto ci fa vedere una metafora che a un certo punto mi ha riempito e che ve la passo, nel senso, la visione di questa Malvasia è proprio il pezzo di pane, e il pezzo di pane per i nostri figli, che deve essere migliore di quello nostro, e la conservazione dell'ambiente del nostro pianeta. Ma cosa ha detto lui? Che ad un matrimonio, quando c'era Gesù e c'era Maria, quello che Maria si è resa conto era la mancanza di vino, e ha mandato Gesù ovviamente a porre rimedio. Perché dice lui? Poi ha detto che attorno al vino, e mi riferisco a quello che hai detto tu, ci si ritrova, è un momento di convivialità, è quel motore, bisogna essere felici ogni tanto, no? Non portare alle cose brutte, ma bisogna festeggiare, ok? Quindi a Moggia, con la Malvasia, noi stiamo festeggiando anche in un certo qual senso quella vita, ok, alla quale noi ci teniamo e cerchiamo di abbellirla ogni giorno di più. Allora questa metafora che è data da questo prete qua, il pane e il vino assieme, ricorda un po' il rito che si celebra ogni volta quando c'è una messa. È un messaggio forte, è un messaggio veramente, non sto parlando di religione, sto parlando proprio della speranza di mettere insieme il grano, quindi la produzione di cibo, e noi in Italia siamo i primi al mondo, i più bravi al mondo a poterlo fare, ma è anche quello di unirlo con il vino, perché questo simbolo rappresenta poi quello che è la vita, che è il sangue, che è la continuazione. Quindi in un certo qual senso questo evento lo vedo bellissimo, con un messaggio potente, e questo evento deve crescere. Poi nella mia testa lo vedo diventare il Friuli Venezia Giulia, sempre a Moggia, sempre declinato in modo diverso, in modo migliore. Però diciamo che è un lascito che noi possiamo tramandare alle prossime generazioni, che porteranno avanti le nostre tradizioni. Senza le nostre tradizioni tutto questo non ha senso. Senza le nostre tradizioni anche le calli non ha senso. E quindi viva Muia, viva Malvasia in Porto. Bravo David, grazie David. Questa metafora che hai usato, che stiamo usando, pane e vino, non è solo una metafora, perché l'offerta gastronomica, e ho spiegato anche poi le nuvole a forma di pane, l'offerta gastronomica si baserà sui panificati artigianali di un certo tipo, nel senso che abbiamo scelto, l'abbiamo
fatto una call pubblica, abbiamo scelto 6 panifici, non solo locali ma anche regionali e anche della Slovenia, quelli che lavorano in una certa maniera, cercando di recuperare grani antichi, che usano lievito madre, che lavorano in una maniera un pochino diversa dall'industria. Okay. Abbiamo scelto 6 panifici, dicevo, e tutti e 6 hanno proposto dei menù fantastici. Vi leggo 2 o 3 cose giusto per farvi un po' di gola. Vediamo questa: pane semi-integrale con lievito madre, insalata di pollo e giardiniera di verdure del Carso dell'azienda Grumami. Questo si potrà acquistare, poi spiego. Focaccia lievito madre con rosmarino dell'orto e fior di sale di Pirano, spolverata di grano duro e grano saraceno. Un'altra cosa: grissini sottili realizzati con farina di semi di vinaccia d'uva rossa, stirati a mano e serviti con prosciutto crudo, in questo caso friulano. Vabbè, era meglio uno di Carso, ma va bene così, va bene così. Per cui questo è un po', parliamo di questa offerta gastronomica, che rispetto al vino invece sarà a pagamento. Il vino, una volta che si comprerà il biglietto d'ingresso, si potranno assaggiare tutti i vini, invece per il cibo bisognerà comprare dei bigliettini. Kruh in vino. My samo, kot je prej povedal David, taka bolj verska prispodoba, ne govorimo o tem, ampak smo razmišljali, kaj bi lahko drugačnega mi ponudili našim gostom v primerjavi z drugimi ostalimi festivali. Odločili smo se za kruh. Tudi lani že nekaj, letos še toliko več. Odločili smo zbrali 6 pekarn, ne samo lokalnih, tudi izven našega območja, tudi Slovenije. In smo zbrali take pekarne, ki delajo na tak bolj sonaraven način, ki uporabljajo matični kvas za pripravo njihovih izdelkov, ki uporabljajo lokalne sestavine v bistvu za pripravo vseh teh izdelkov. Počrtan, nismo jih izbrali, ker smo želeli samo tiste, ki delijo na tak in podoben način. Questo si diceva, il cibo sarà a pagamento, ok, e costerà da 2 a 6 euro, comunque un prezzo secondo noi abbastanza, oserei dire, popolare, nel senso che è raggiungibile per tutte le tasche, insomma, ok. Continuiamo. Abbiamo in programma anche 2 degustazioni guidate. Una all'interno di un progetto Interreg Italia-Slovenia, la condurrò io alle 19, quella ahimè purtroppo è solo su invito perché è un numero chiuso, comunque posto sia per il sindaco che vice sindaco c'è, se avete piacere di partecipare. Nicola mi ha già chiesto 2 o 3 posticini, se poi anche il sindaco vuole partecipare poi ne parliamo. Invece questa è in programma alle 19. Alle 21 invece chiamo qui un attimino Bruno Cataletto, condurrà lui una degustazione guidata, presidente o delegato provinciale dell'Associazione Italiana Sommelier. Spiegaci come ti sei immaginato la tua degustazione. Allora ringrazio anch'io tutte le autorità, ringrazio ovviamente Roby. Allora sì, questa degustazione noi proseguiamo un po' il percorso che abbiamo iniziato tanti anni fa già con Revi Toscana, e quindi la degustazione di un unico vitigno, quindi la Malvasia, ma di diversi produttori. Questo per 2 motivi principali. Uno, perché il nostro territorio, pur essendo piccolo, il Carso, abbiamo detto Muggia è proprio l'estremo, però in realtà pur essendo molto piccolo è un territorio che riesce ad esprimere dal punto di vista pedologico, climatico, eccetera, delle espressioni, delle declinazioni di vini molto diversi, pur partendo sempre dallo stesso vitigno.
Altra cosa invece legata proprio alla Malvasia, la Malvasia fa parte di un'enorme famiglia, in Italia in questo momento vengono coltivate ben 19 tipologie diverse di Malvasia e la nostra Malvasia istriana oltretutto non solo è molto diversa nel nostro territorio ma anche poi nei territori limitrofi, in Istria, quindi in Croazia, in Slovenia, nel Collio. E quindi cerchiamo anche proprio con il confronto già nel nostro territorio di spiegare queste differenze che non sono soltanto differenze di vino, ma sono differenze, come avete già citato voi, sia culturali che soprattutto di territorio. Quindi questo è un po' lo scopo, ovviamente vi invito, la degustazione invece mia sarà aperta, immagino. Ma sì, ma è già sold out. È già sold out, quindi è perfettamente inutile, benissimo. E... non abbiamo messo che sarai tu, pam. Perfetto, benissimo, bene. E niente, quindi questo è diciamo il nostro scopo e spero di raggiungere l'obiettivo. Grazie. Poleg vsega tega bomo imamo na programu 2 vodne degustacije. Eno ob 19. uri bom vodil, jo bom sam vodil. Ta degustacija žal je zaprtega tipa, spada v projekt Interreg Italija Slovenija. In druga degustacija pa bo vodil predsednik težavske sekcije A iz Cataleto. Ta pa je odprtega, ki smo già razprodali vse vstopnice. Io direi se non ci sono delle domande del pubblico, andare un po' verso la conclusione, anche perché vediamo lì il nostro collega Alex che sta felicemente aprendo delle bottiglie per tutte noi. Ci ricordiamo ancora un po' di cose. Ancora ricordiamo un paio di cose, sebbene tutto quanto è scritto nel comunicato che vi manderò fra poco. Innanzitutto abbiamo venduto 255 biglietti, saranno in vendita sia lì prima dell'evento che anche sono tuttora o vendita online sul nostro sito trieste.green. Il costo del biglietto è 30 euro, include tutte le malvasie in degustazione, anche il bicchiere e 3 finger food, il resto uno deve comprarlo. Siamo da sempre attenti anche alla sostenibilità e anche per chi magari ha piacere di bere un bicchiere in più, sproniamo l'uso di mezzi pubblici e abbiamo anche quest'anno organizzato un bus navetta dal piazzale Alto Adriatico, passerà alla stazione per portare la gente fino a Porto San Rocco e farà la spola continuamente. Ecco, questo sì, anche per non guidare sempre meno, ma anche per non riempire di macchine Porto San Rocco e le strette vicinanze. L'elenco delle cantine e dei panificatori presenti li avete, li avete nella mail che vi manderò fra poco, e secondo me io direi di anche un po' chiuderla qua. Naše par zadnjih informacij, in sicer vstopnice bodo na prodaji na dan dogodka, drugače te lahko kupite na naši spletni strani Trieste Green. Že od vedno smo pozorni tudi na prevoz na prevoz, tako da smo poskrbeli za začasni avtobusni prevoz, ki bo od parkirišča Alto Adriatico peljal mimo glavne postaje in peljal ljudi na sam preditveni prostor, tako za naprej in nazaj. Z nakupom vstopnice obiskovalci prejmejo kozarec, ki potem ostane tudi sam kozarec tistim, ki je pač kupil, prejmejo 3 žetone za 3 finger foode, ostale hrane pa bo treba kupiti. Penso che sia tutto, se ci sono delle domande o se non avete ancora voi qualcosa da aggiungere. Hvala, grazie, se vidimo čez teden dni, ci vediamo fra una settimana. Hvala, grazie. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.